La testimonianza dei santi indica la strada per l'edificazione della comunità cristiana. Lo conferma anche la figura di San Siro, venerato in diverse comunità di Genova e della Liguria di Levante e in particolare nel quartiere che porta il suo nome a Santa Margherita Ligure. Vescovo di Genova nel IV secolo, Siro favorì la comunione e si prese cura dei poveri, soccorrendoli nelle necessità materiali e difendendoli dalla prepotenza dei potenti. Visse di carità materiale e spirituale. Lo ha ricordato il vescovo Giampio celebrando il vespro e la processione in occasione della festa patronale, una testimonianza, quella di Siro, che riassume nella fede vissuta quello che nutre e genera la comunità cristiana, la parola di Dio compresa e vissuta nella tradizione e i sacramenti celebrati e vissuti, favorire quello che unisce e allontanare quello che divide. Incarnare la carità, vivendo i doni dello Spirito nella fraternità, la comunione e vivendo i doni dello Spirito nella testimonianza, e cioè nella missione, comunione e missione. Il primo annuncio, primo nel senso di credibile, è l'amore tra di noi. La processione ha coronato i giorni delle feste patronali preceduti dalla novena di preparazione. Ha raggiunto dalla chiesa parrocchiale la zona più alta del quartiere. Da qui, tradizionalmente, la comunità in preghiera invoca la benedizione dal suo patrono, una invocazione suggellata dai 21 colpi sparati in segno di festa. Tanta la gratitudine della comunità per la visita del suo pastore, una comunità viva, cuore del quartiere, dove abitano la maggior parte dei nuclei familiari che risiedono stabilmente nella città di Santa Margherita Ligure. Una comunità che invecchia ma si prende cura dei più fragili, è accogliente e generosa ed è sospinta dal desiderio di comunione.